Amiche, amici della pallavolo femminile, ben ritrovati. Palarevat di Vicenza, inizia una nuova avventura per la Minetti Banca Popolare di Vicenza in un campionato che non conosceva da diversi anni. C'era salita tanti anni fa dalla 2 alla 1, adesso nuovamente a 2 dopo la sfortunata, diciamo, retrocessione della passata stagione. E lo fa con un punto importante dal muro vicentino. Una Minetti Banca Popolare Vicenza affidata a Mauro Marasciulo, tecnico che nel 2001 ha portato qui il trofeo più importante della storia pallavolistica femminile vicentina, cioè la Coppa Europea CEV, una finale bellissima con Bergamo. Molti di noi, io compreso, ce la ricordiamo. Adesso è il secondo punto di Vicenza, intanto, che gioca oggi contro la pallavolo Donoratico, squadra toscana della provincia di Livorno. E allora andiamo a vedere insieme le formazioni mentre c'è questa nuova azione di gioco con Donoratico che adesso si becca il muro della numero 13 biancorossa Flavia Sirelli. 3-0 il punteggio. Allora la formazione della Donoratico, pallavolo Donoratico, gioca allenata da non ricordo Alessandro Mendicucci, vice allenatore Stefano Zangheri. È la seguente: numero 1 Garcia Marquez Yelena, adesso il primo punto per Donoratico, è una schiacciatrice spagnola. Poi Anicia Hood col numero 2, una centrale delle Barbados, quindi Giulia Fidanza schiacciatrice, e col numero 5, col numero 6 Valeria Diomede centrale, e col numero 12 Emma Zanolla schiacciatrice. Attenzione, fuori questa palla lunga di Vicenza con Zekova, Petja Ljubomirova Zekova. Vicenza risponde con Ivana Popovic, opposta, numero 5, giocatrice serba, col numero 7 Sofia Arimattei, romana, schiacciatrice, col numero 13 Flavia Sirelli centrale, col numero 14 Petja Zekova. A questo punto per Vicenza si porta sul 4-2, schiacciatrice Petja. Con il numero 15 la capitana Stefania Pacagnella, una delle pochissime reduci, sono due solamente la passata stagione, la centrale Patavina. Con il numero 16 in cabina regia Elisa Muri, la palleggiatrice. Le libero sono Isabella Zilio per Vicenza, che è un ritorno nella società dove è nata, e poi per Sara Cruschelli invece per Donoratico. Adesso attenzione, conclusione di Vicenza non a posto, però riprova la squadra biancorossa. Adesso altro attacco, altro muro che sporca, altra risposta di Donoratico. Vicenza con Muri, poi attenzione, pallone lungo per Vicenza, per un soffio fuori Vicenza con Zekova. 4-3 il punteggio, un campionato, lo ricordo, quello di Serie 2 lunghissimo, un campionato che raccoglie più squadre ovviamente di quello di Serie 1, un campionato indecifrabile. I valori sì ci sono, ma possono essere così completamente stravolti dall'animosità, la forza di una squadra, eccetera, per cui staremo a vedere cammin facendo cosa farà questa squadra biancorossa allenata da Mauro Marasciulo e coadiuvato dal buon Maurizio Baraldo, che ha condotto gli ultimi mesi sfortunati dello scorso campionato, vincendo anche peraltro 2 partite. Adesso Vicenza ci prova, ma ripeto, sporca il muro ancora. Donoratico all'attacco, buon muro vicentino, l'attacco adesso, ancora una risposta ottima, attenzione Vicenza, bellissima questa salvezza, poi però Muri spinge palla fuori. Belle frazioni di gioco, 5-4 chiaramente. E adesso in battuta al servizio Giulia Fidanza per la Donoratico Livorno. Bellissima cittadina, provincia di Livorno. Adesso bellissima questa conclusione di Sofia Arimattei, la romana, che è arrivata a Vicenza dopo aver chiuso in Serie 2 lo scorso anno un'amara stagione, ma aver fatto una prima metà di stagione scorsa in
un campionato straniero, un campionato russo, quindi ha accumulato la testa alta. Adesso bruttissima questo servizio propostoci da Ivana Popovic, l'opposta serba. 6-5 squadre a un'incollatura, per così dire. Adesso con il numero 10 per Donoratico, battuta per Callegaro, ace, 6 pari. Ricordo Donoratico Livorno che presenta nella sua rosa ben 6 giocatrici toscane livornesi doc, e si è salvato lo scorso anno proprio per rotto le cuffie, ma in maniera anche meritata. Adesso vediamo, il Muro non riesce a contenere questo attacco vicentino ancora di Sofia Rimattei, si va sul 7-6. Sarà una battaglia, come ha detto il coach Mauro Maresciullo, tutte le giornate. Ci sono sulla carta alcune formazioni più forti delle due che stiamo vedendo in campo, ma come ripeto, sarà il Taraflex di gioco a dare l'ardua sentenza. Bellissima questa difesa di Vicenza, Muri alza, poi l'attacco che non va a dovere di Vicenza, ci riprova adesso Donoratico con una chiusura di Garzia, ancora Vicenza, pallonetto, niente da fare, adegua l'azione Vicenza, poi ancora Muri che alza questo attacco, mani fuori per Cekova, Petia, Ljubomirova Cekova, 8-6 il punteggio. Vicenza avanti, 2 lunghezze. E chiude questo primo game, diciamo così, va al primo time out tecnico in vantaggio di 2 lunghezze la formazione biancorossa. Si riprende 8-6 Vicenza dopo il primo time out tecnico. Sofia Rimattei al servizio, palla che spiove, buona risposta del libero, poi attenzione, Vicenza adegua bene questa difesa, Muri bravissimo ancora per Cekova che va a mettere giù una palla importantissima che muove dei 3 punti il vantaggio vicentino. 9-6 il punteggio per i biancorossi. Riceve Donoratico, adesso va all'attacco, no, niente da fare, la conclusione è buona di Garcia Marquez e Elena, la spagnola che va a bersaglio in questa circostanza. 9-7, nulla da fare per la difesa biancorossa. Al servizio è Mazzanolla. Ricordo che Donoratico sta giocando priva di una pedina importantissima, mamma mia, Paccagnella, eccola qua la Stefania che mette la sua firma. 10-7 sempre per Vicenza. Dicevo, Donoratico sta giocando senza una giocatrice importante che è Vania Beccaria, una giocatrice di categoria superiore come lo è Stefania Paccagnella. In Vicenza si è rotta un dito negli ultimi allenamenti, per lei dovrà star ferma qualche turno, poi fuori la conclusione della spagnola Marquez, quindi si va sull'11-7 più 4 Vicenza. Bene Muri fino adesso in cabina di regia. Stefi Paccagnella va al servizio. Piove palla, buona il Cruscel. Attenzione, Paccagnella adegua, Muri alza ancora per Petkova, grandissimo Cekova, vai Petia, serba. 12-7, massimo vantaggio Vicenza, 12-7, 5 lunghezze. Chiama il time out coach Alessandro Menicucci per Donoratico che è sotto il 5 lunghezze. A servizio Stefania Paccagnella dopo il time out chiesto da Donoratico. 12 Vicenza, 7 Donoratico. Fuori direttamente la battuta dei Stefi, la capitana biancorossa. 12-8, 4 lunghezze comunque a difendere per Vicenza. Adesso la Barbados Girl, eccola qua, Anissia Hood in battuta numero 2. Spiove palla Zilio, Muri. Conclusione fuori per Vicenza di Flavia Sirelli, guadagna 2 lunghezze Donoratico, 12-9, da più 5 a più 3 Vicenza. Fuori però risponde la battuta fuori Donoratico, 13-9. Elisa Muri, la milanese, va a battere sul libero, poi attenzione a questo attacco vincente ancora di Garcia Marquez, che mi pare l'unica di Donoratico a impensierire fino adesso la difesa vicentina, la spagnola. 13-10, adesso è proprio
Garcia Marquez, Elena, Zilio, Muri, alza, bellissima questa conclusione vincente di Ivana Popovic, 14-10 più 4 ancora Vicenza in questo primo set di questa gara che apre il campionato di Serie 2 nazionale femminile di pallavolo. Petja Zekova alla servizio, che spiove, buona ricezione di Don Ratico che può attaccare bene adesso, bella questa azione delle livornesi. 14-11 il punteggio. La Vicenza ha sempre quei 3 punti importanti che rappresentano un bel tesorino. Adesso al servizio Don Ratico, la ricezione così così, però Vicenza ci riprova, no, niente da fare. Arimattei, c'è un momento di difficoltà per Vicenza che si è fatta rimontare 3 lunghezze delle 5 che aveva di vantaggio. 14-12 servizio Fidanzi, Muri, buona la conclusione adesso di Ivana Popovic, Popovic dir si voglia. 15-12 per la Minetti, Banca Popolare di Vicenza. Servizio vicentino, bellissimo, c'è un ace diretto, non riesce la libero Cruschelli, scusate, a controllare palla. Si va di nuovo sul più 4 al secondo timeout tecnico. 16-12 per la squadra biancorossa. Allora si riprende a giocare sul punteggio di 16-12 per Vicenza su Don Ratico, primo set di questa partita che apre il campionato di Serie 2, diretta dai signori Monica Carrara di Gorizia e Massimo Floriani di Treviso. Ancora difficoltà in ricezione per Don Ratico, Vicenza può approfittarne attaccando un'altra volta adesso ed è punto sull'attacco di Sofia Rimattei. Sono atlete ovviamente che devono crescere ancora di condizione sia da una parte che dall'altra, quindi devono ancora avere quella plasticità necessaria. Servizio Vicenza, fuori di molto. La Sirelli ha sbagliato in questa occasione. C'è il cambio. Ricezione, Zilio, bravissima, coprire palla. Poi però attacca nuovamente Don Ratico e c'è il muro di Pacagnella insieme a Popovic. 18-13. Sempre 5 lunghezze di vantaggio Vicenza, che sta così firmando per il momento questo primo set importante. Servizio Popovic, spiove palla, ricezione adesso perfetta di Don Ratico, poi la grande legnata adesso di Fidanzi. 18-14. Battuta Cinzia Calegaro per Don Ratico. Sbaglia, regala un punto importante a Vicenza, si avvicina a quota 25. 19-14. Sofia Rimatea al servizio. Buono. Però può attaccare con la spagnola Don Ratico, bella difesa di Vicenza che però deve subire quest'altro attacco. Mamma mia, di corpo Vicenza alla seconda battuta. Vediamo la terza adesso, e la terza volta va a bersaglio Giulia Fidanzi ancora. 19-15, Vicenza deve solo rispondere al cambio palla. Servizio e Mazzanolla. No, niente. Ricezione e battuta fino adesso danno ragione a Vicenza. Ricezione e battuta, parlo di Don Ratico. Abbiamo visto anche sottotono Anissia Hood, la centrale dalle Barbados, ingaggiata quest'anno, formazione livornese. Alzata difficile, c'è il muro, peccato, no, il muro vicentino, va sulla riga. Muro vincente, la squadra biancorossa 21-15, adesso le lunghezze sono 6, si può veramente respirare con più ossigeno. La battuta di Stefi Pacagnella per Vicenza.
Palla che spiove e mette in leggera difficoltà Donolatico, che attacca adesso, peccato al muro vicentino, stavolta passa. Giulia Fidanzi, una delle più prolifiche tra le toscane, 21-16, 4 punti alla vittoria nel set per Vicenza. Deve mantenere la massima concentrazione la squadra biancorossa, allenata da coach Mauro Marasciulo. Deve fare un grande lavoro, una squadra completamente rinnovata. Buona difesa adesso di Donolatico, ma l'alzata è infelice, anche questa azione sbagliata da parte di Fidanzi questa volta. 22-16, meno 3 al primo set per Vicenza. Elisa Muri al servizio, sempre sul libero ospite. Attacco, controlla bene Vicenza questa difesa, attacco adesso il muro, ma è buona ad adeguare Popovic, poi ancora ci riprova. Sotto rete il giochino alla meglio Donolatico, che va a 17, 22-17. C'è ovviamente da parte di qualche giocatrice emozione dell'esordio. Morbido questo attacco vicentino, troppa poca potenza nelle braccia, e va a bersaglio ancora Fidanzi, 22-18, da più 6 a più 4 per Vicenza. Ma tranquillo Marasciulo, lascia giocare, non chiama time out. Garcia Marquez e Elena, giocatrice iberica. L'alzata di Muri, mamma mia, altra bellissima difesa di Donolatico sull'attacco di Vicenza, ma c'è il muro vincente di Petia Cekova. Ricordo opposta a Popovic, bande Arimattei e Cekova, centrale Sirelli, Paccagnella, libero Ziglio, palleggiatrice Muri. Poi ce ne sono, ovviamente ricorderemo anche le altre in panchina biancorossa. È grande ace, bravissima dalla neoentrata Irene Gomiero, che firma un punto importante perché porta Vicenza sostanzialmente al set point. Ecco Irene, vediamo, proprio giusto imbeccato l'angolino. Sezione buona adesso di Donolatico, che può attaccare con Marquez. Poi però Vicenza risponde, può chiudere il set. Vicenza, no, c'è il muro livornese che non cede, 24-19. Sempre più 5 Vicenza, annullato questo primo set point. Al servizio Fidanzi. Esce Gomiero ancora entra Cekova per alzare ovviamente il muro. Ma no, neanche, nemmeno, perché gioca fuori, gioca dietro. Ziglio, buona eccezione. Attacco adesso per Sofia Rimattei. Ziglio salva, Muri, ancora e c'è un altro muro, attenzione, annullato, secondo set point per Vicenza, che qualche volta si inceppa, si incanta su qualche fondamentale. Attenzione Fidanzi, comodo alla ricezione. Vicenza deve chiudere, archiviare questo set, e lo fa con Sofia Arimattei. 25-20 termina questo primo set a favore delle biancorosse e Beriche della Minetti Banca Popolare di Vicenza. Si ricomincia 8-6 per Donolatico sulla Minetti Banca Popolare di Vicenza in questo quarto set. I set sono 2-1 a favore di Vicenza, che adesso va sull'8-7, cioè un punto sotto appena. Ricordo, Vicenza ha vinto il primo 25-20, vinto il secondo 25-19 e perso rocambolescamente il terzo 25-22 e adesso è sotto anche in questo quarto, sia pure di una lunghezza. Paccagnella fuori, no, palla che spiove nettamente, ma c'è il punto di Donolatico che ha trovato il bandolo della matassa. Ancora 2 punti di vantaggio per le toscane. Si è spento qualcosa, l'errore è costato carissimo alla squadra biancorossa. Eccolo, 10-7 più 3.
pubblico che rimane sempre fermo, non dà un minimo di incoraggiamento alle nostre ragazze. Poi c'è il pallone buono per Flavia Sirelli, 8-10. Muri. Kruschelli libero, sempre perfetto quando corre. Poi vediamo questo attacco di Zecova, adegua la difesa del Toscana. Adesso ancora con Zanolla, attenzione, palla che spiove, bellissimo questo salvataggio, applaudito dal pubblico. E poi palla che viene messa giù da Zanolla, anzi da Diomede. 11-8 più 3. Poi quando si andrà in casa di Donolatico ci sarà la bolgia, ovviamente, e quindi il pubblico deve fare la sua parte. Adesso c'è il muro della piccola numero 10 Callegaro. 12-8 più 4, una sola squadra in campo. Vicenza sembra smarrita di lucidità e di tutto. Vediamo un po' perché la vediamo dura qua. Attenzione, bella conclusione di Popovic. 12-9 più 3. Vediamo se anche Vicenza recupererà i 5 punti di vantaggio, di svantaggio che aveva invece come vantaggio nel terzo set. Riuscirà a fare la stessa cosa che ha fatto Donolatico, ribaltare situazione. Wood e passa Wood. Adesso è solo Wood. Un fantasma i primi 2 set, poi il terzo e il quarto è venuta fuori la giocatrice di Barbados. 13-9 più 4 Donolatico. Anche qui una ricezione così così. Arimattei, muro fuori di un soffio per Vicenza, graziata squadra biancorossa. 13-10, 3 lunghezze a recuperare. Flavia Sirelli al servizio, mamma mia. 14-10. In battuta regalati punti a non finire. Zilio, poi Muri, poi si salva Donolatico che appoggia in bagger alto a posta. Vicenza, Muri, e vai questa volta, grande azione di Vicenza che speriamo si stia ritrovando. Chiude Popovic, Ivana Popovic. 14-11. Ma Vicenza è sotto di 3 lunghezze, una parte pericolosa del tracciato. Adesso un po' di fortuna, Donolatico viene fuori, c'è il punto di Vicenza. Donolatico ha sbagliato in questa fase. 14-12. Vediamo, adesso c'è il fulcro della partita, tutto qua, bisogna leggere questo momento qua. Infatti è bravo Menicucci a chiedere il time out perché ha visto Vicenza improvvisamente impennarsi. Palla che spiove in battuta, Vicenza deve recuperare e 2 punti. Adesso attenzione, bravissima Muri, peccato, si è gettata. 14-15, siamo 15-12 adesso. 15-12 per la squadra toscana che ha un punto al secondo time out tecnico. Va al servizio Wood. È veramente una beffa andare alla tie break. Pacagnella passa. 15-13, punteggio che lascia ancora sperare le biancorosse. Sofia Arimattei su Kruschelli, poi l'attacco vincente di Diomede che ha trovato la partita della vita. Adesso 16-13, ancora 3 punti di vantaggio Donolatico al secondo time out tecnico della gara e soprattutto di questo quarto set. Allora si ricomincia, attenzione a questa palla che va fuori di un soffio. Voleva l'ace
Garcia Marquez invece allo spagnolo, e invece per un soffio è stata beffata. 14 Vicenza 16 Donoratico. Ricordo ancora una volta, quarto set di questa prima partita di campionato, 2-1 Vicenza avanti. Adesso ancora Garcia Marquez, vediamo se il muro vicentino torna a funzionare come lo ha fatto nei primi due set. Devastante, mamma mia. Donoratico salva anche questo. Pacagnella, vediamo, lato attacco, e questa volta Petja, Cekova. Vicenza mi pare un po' ripresa nel morale e nella lucidità. 16-15, un solo punto di svantaggio per le biancorosse. Pacagnella, poi attenzione adesso Garcia Marquez, bene Pacagnella, si è sistemata un po' difesa biancorossa. L'errore non ci voleva. 17-15, rientra Zilio. Sì, sarà tutto un campionato così, di grandi battaglie ogni volta. C'è il muro che risponde al primo attacco vicentino, poi Arimattei, poi Donoratico può svolgere il suo attacco. Bravissima in difesa Vicenza adesso, ma ancora Donoratico in attacco, ma Vicenza si salva. Giupa, no, mamma mia, incredibile, non si passa più. Mamma mia ragazzi, niente da fare. Donoratico adesso fuori. Voleva il punto, il tocco Diomede, ma non c'è stato. 17-16, gli arbitri Monica Carrara e Floriana di Treviso il secondo, e Carrara, signor Carrara di Gorizia hanno detto no alla squadra toscana, non c'è stato nessun tocco. 17-16, mamma, palla che toccato la fettuccia. E il muro! Questo ci voleva! Eccolo qua, l'abbiamo chiamato. E Petja Cekova va a impattare dopo essere stata sotto anche di 4 lunghezze. Vicenza è tornata a graffiare. 17 pari. E adesso anche il pubblico ha capito il momento, si fa trascinare in questo coro Vicenza per qualche istante. Smanacciata del Donoratico. Zilio, può andare avanti Vicenza, vai che si va, 18-17, superato il momento difficile, staremo a vedere. E intanto si è avanti, 18-17, ritornato un po' il sorriso in casa biancorossa. C'è il time out chiesto da Alessandro Menicucci, tecnico della Donoratico. Allora, 18-17 per la Minetti, Banca Popolare di Vicenza sulla pallavolo Donoratico, squadra della provincia di Livorno, toscano pura quindi. E adesso vediamo questo attacco e passa Zanella. 18 pari, sarà un finale thrilling di quarto set, o tie break o la vittoria per 3-1 di Vicenza, o il 2-2 appunto al tie break, chi lo sa. 18 pari, adesso la situazione è così, Vicenza avanti 2-1 nei set. Errore gravissimo adesso di Diomede. 19-18, Vicenza ha vinto il primo set 25-20, il secondo 25-19, ha perso il terzo 25-22 e adesso 19-18, sempre per le biancorosse. Petja Cekova, bene la bulgara in battuta, però buona ricezione anche di Donoratico che va al punto, sempre con Zanella. Zanella e Diomede stanno sostituendo alla grande Vania Beccaria, la grande assente di questa partita. Assente da parte di Donoratico intendo, una giocatrice di categoria, è chiamata quest'anno a rinforzare la squadra. Zilio, Muri, il muro fuori su attacco di Ivana Popovic. 20-19, Vicenza ancora avanti sia pur di una sola lunghezza. Quarto set. Piove palla, Cruschelli, poi l'attacco, il muro, ci vorrebbe il muro è fuori. C'era, ma il muro è fuori. 20 pari, mamma mia. Si profilano quasi lo spettro dei vantaggi
20 pari. Errore, 21 pari, 21-20 adesso. Avanti le toscane su questo errore in fase difensiva, ricezione per Vicenza. Zanolla, attenzione. Zilio, Muri. Arimatei, non passa Arimatei. Può attaccare adesso la spagnola Garzia, 22-20. Adesso la piega e da un'altra parte. Di nuovo le toscane hanno trovato l'energia per andare avanti. Sembrava che Vicenza avesse risolto i problemi, invece no. 22-20 il punteggio per Donoratico in questo quarto set. Donoratico sta recuperando la situazione. Adesso però Vicenza mette un punto importante, adesso con Popovic, muro fuori. 22-21, Vicenza era sul 2-0, 17-12, pensate un po' voi. Nel terzo set e da lì la storia è cambiata a favore delle toscane che hanno vinto il terzo set, sono portati sul 2-1, adesso sono avanti 22-21. Palla importante questa, ogni palla adesso è importantissima, buona difesa di Vicenza, vai Muri, attacco da lunga gittata di Petja Cekova, grande, 22 pari e questa è una gran palla signori miei, una gran palla, perché porta Vicenza sul 22 pari, era sotto la lunghezza la squadra vicentina. Adesso però deve andare in battuta Ivana Popovic. Piove palla, ricezione così. Attacco di Finanzi, il muro! Sì! 23-22. Un punto di vantaggio, vedete, ci vogliono queste fiammate d'orgoglio. In Serie A2 ci vuole questo. Ci vogliono gli attributi, la mentalità vincente, la grande continuità mentale che può fare la differenza in ogni partita, la voglia di vincere a tutti i costi. Attenzione però, 23-22, fuori, 24-22, le toscane improvvisamente hanno ceduto alla maggior voglia forse di vincere di Vicenza. 24-22, Vicenza non ci sta e così è stato. Adesso però è la prima palla della set ball, palla della partita possibile per Vicenza. 24-22, vediamo, palla che spiove, bruttissimo, mamma mia, no. Il pubblico era già in piedi a festeggiare, Vicenza può attaccare, non deve partecipare nel panico. Falconella, la capitana, firma il 3-1, 25-22, Vicenza vince, conquista i primi 3 punti del campionato con grande sofferenza nel finale, ma la missione si può dire è davvero compiuta. Quindi al Pallarevat Minetti, Banca Popolare di Vicenza batte Pallavolo Donoratico 3-1, parziali 25-20, 25-19, 22-25, 25-22. Ed è una bella notizia perché la 2 inizia bene per i colori bianco-rossi. Zilio, prima del campionato, missione compiuta, ma quanta fatica. Quanta fatica. Diciamo che questa partita è stata un po' lo specchio di tutto il nostro precampionato. Abbiamo avuto amichevoli in cui abbiamo giocato bene e amichevoli magari in cui siamo un po' calate, e nelle stesse amichevoli momenti in cui ci andava bene e momenti in cui non ci andava bene niente, come ad un certo punto stasera in un sacco di palle ci siamo scontrati. Si dice meglio in 2 che nessuno, però su alcune palle è più facile chiamarla che scontrarci e perdere il pallone. Però una vittoria da morale, dai. Una vittoria da morale, primo perché è la prima, comunque dobbiamo anche farci conoscere dal nostro pubblico, comunque siamo una nuova squadra, quindi è importante dare fiducia prima di tutto a noi stessi e anche a tutto l'ambiente che ci circonda. Si parla che comunque questo campionato sarà così, pieno di battaglie. Sarà pieno di battaglie anche perché da quanto mi hanno detto la 2 è una categoria in cui si può vincere con tutti e perdere con tutti, quindi già mentalmente dobbiamo essere predisposti a questo tipo di alti e bassi. Sarà dura, sì, perché comunque ci sono sia squadre meno forti di noi sia squadre più forti di noi, quindi con tutti dobbiamo giocarcela e con tutti dobbiamo comunque tenere la testa alta, anche perché siamo partiti bene, ci siamo un po' rilassati secondo me, pensando che la squadra non fosse in grado di poterci battere, invece ci ha dimostrato che se noi non ci siamo loro comunque potevano venire su e vincere. Mauro Marasciulo, allora primi 3 punti importanti, per questi serviranno a cosa secondo te? Prima dà un po' di morale, la squadra viene settimana prossima a lavorare credendo ancora di più. Era un esordio complicato, abbiamo avuto il vantaggio di una giocatrice importante loro come la Beccaria, che si è fatta male durante la settimana, però noi abbiamo avuto i nostri problemi anche con la Rimatei che si è allenata poco e ha giocato in condizioni non ottimali,
com infortúnio alla schiena.